heart can't stop it. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per le base review, me l'avete richiesto veramente in tantissime e tantissime volte. Insomma, oh cazzo, perché c'ho ste guance così rosse? O sembro ubriaco o sembro innamorato? A parte scherzi ragazzi, nell'ultimo video di base review abbiamo fatto ben 14.000 like, perciò faccio 14 recensioni oggi. Dato che eravate veramente in tantissimi, mi sono fatto una lista con delle persone da recensire. Per chi non conoscesse questa serie vi faccio un piccolo riassunto delle regole. Praticamente ogni 1000 like ricevuto in questo video qua, nel prossimo video di base review farò una recensione. In poche parole ragazzi, più like mettete, più c'è possibilità che ci sia il vostro villaggio recensito nel prossimo video. Allora, vi ho messo tutti in preferiti. Ora andiamo a cercare il clan Men in Black e andiamo a cercare il capo, che dovrebbe essere qua da qualche parte se non si è nascosto. Primo villaggio che andremo a recensire è quello del capo dei Men in Black. Allora guardiamo un attimo il clan livello 1 fondato da poco. Caspiterina, un Town Hall 7 a titano, sì, titano, a campione. Allora vediamo che è un Town Hall livello 5 ben messo, praticamente 6 al massimo, insomma. Insomma niente da dire sul tuo villaggio, praticamente maxato il Town Hall a livello 5, veramente molto tenero. Per il resto secondo me potresti passare subito a Town Hall livello 6. Secondo villaggio che andremo a recensire ragazzi è stato distrutto. Però vediamo che la difesa alla fine ha retto, dato che diciamo, la risorsa più importante era l'Elisio Nero. Gli hanno preso neanche tantissimo di vita dell'Elisio Nero, perciò è ancora intatto. Allora vediamo che è stato distrutto. Hai le difese medio basse per un Town Hall livello 8. Perciò la difesa regge solo in modo relativo. Praticamente ti sei salvato in nero e per il resto le altre risorse sono andate a farsi benedire. Insomma, se io fossi in te alzerei un po' le difese in modo tale che non ti prendano più le risorse. Per il resto vedo che anche il re Bavo è livello 7, perciò niente male. Terzo villaggio che andremo a recensire è quello del clan Banane Laser. Veramente molto originali con i nomi. Allora, vediamo un po' questo villaggio. Se è un Town Hall 9... vedo che hai truppe pesanti, o le devi andare no, non saprei. Sono relativamente pesanti. I 20 giganti forse sostituiscono i golem ed è probabile che andrai a usarli in Clan War. Comunque se vedi questo video commentami sotto nei commenti. Allora, vediamo un po' il Arco X livello 1 messi relativamente bene, perché io ti consiglio di farteli il prima possibile livello 3. E poi vediamo la regina all'8, insomma ben messa, il re barbaro al 10. Insomma sei un giocatore medio. Allora vediamo un po' il resto delle difese. I stregoni livello 6 niente male. Allora io ti consiglio innanzitutto le difese aeree, poi passi ai stregoni, torri dell'arciere e sì, i mortai, sì, Yakidare mi manda messaggi, i mortai sono al massimo. Insomma non sei messo male, alza un po' le difese. Quarto villaggio che andremo a recensire è quello di Dark Killer. Allora, Town Hall livello 7 e vedo che sei anche il capo di questo clan, se non mi sbaglio, ecco sei anche capo. Perciò buona fortuna per il clan, vediamo un po' le tue difese. Allora, Town Hall 7, Rebabo al 3, difesa aerea le stai facendo, perciò stai un po' attento perché se ti passa uno con le mongolfiere qua, veramente cazzi e mari. Allora, guardando le tue difese vedo che non sei messo per niente malissimo. Guarda, sei un po' di tempo, fatti anche i muri livello 7, dato che non sono veramente una cifra esorbitante per il Town Hall livello 7. Quinto villaggio che andremo a recensire è quello di Naruto Uzumaki del clan King's Landing. Allora, vediamo che vediamo che livello 6, livello 67, co-capo. Town Hall 7 maxatissimo, strapieno zeppo di risorse, perciò io ti consiglierei anche di passare al Town Hall livello 8 a sto punto. Oh, è anche un calderone. Tutte le notti. Allora, il giocatore si chiama Luca. Wow, il primo, sono stato anche fortunato. Allora, Luca è una difesa parecchio vecchia. Questa era una difesa antidomatori che utilizzavo io in scalata quando io avevo Town Hall livello 9. Allora, se fossi in te io ti consiglio di cambiare questa difesa, perché questa difesa qua è efficace, però se ti capita un ultracazzone che è esperto di Clash, ti entra sciallo sciallo che una Go Whippy ti fa anche 3 stelle.
e vedo che sei anche strapieno zeppo di oro. Ecco, l'oro messo in questa maniera è un po' rischioso, perché se... Allora, praticamente io ti spiego. Se il giocatore entra da questo lato, vediamo se sto ancora registrando, sì, sto ancora registrando. Se entra su questo lato e ti spaga bene questa linea di muri, entra, manda Goblin e ti prende tutto con gli eroi. Buona in quanto a livello di difese, ma la difesa a parere mio è da cambiare. Settimo villaggio che andremo a recensire è quello di Lorenzo 89. Allora, vediamo un po'. Difese relativamente alte per il tuo Town Hall e muri abbastanza bassi. Perciò io ti consiglio di alzarti un po' il livello dei muri. Comunque la difesa è molto carina. Serve una versione rimpicciolita di una difesa per Town Hall 10. E hai anche le difese un po' basse. Perciò allora io ti consiglio innanzitutto di farti prima le difese come i mortai, e poi passare alle torrette dello stregone, e i muri lasciali veramente alla fine, perché sono, diciamo, tra virgolette superflui. Ottavo villaggio che andremo a recensire è quello di Roy Saeba, non so se l'ho pronunciato giusto, del clan Axel. Allora, wow, hai donato parecchio, 3400 solamente in questa stagione. Allora, vedo, cazzo, questa è una bella difesa, ragazzi. Questa mi piace veramente come difesa. Se io fossi l'attaccante, non penso di prendere tutti i depositi, non ne sarai in grado, perché hai messo bene le torrette dello stregone, sì, le torrette dello stregone, i lettori, gli arco X, insomma, perché in modo tale che una sola gelo non ne prenda tutte e due insieme. Per il resto, allora, c'è una piccola pecca, le difese aeree sono un pochino esterne, ecco, uno con le mongolfiere ti inchiappetta, insomma. Per il resto vedo che stai in ultra farming. Wow, un bel esercito, insomma. Aspetta quando finiranno gli arco X livello 3 e vedrai che questa difesa sarà una bomba micidiale. Nono villaggio che andremo a recensire è quello di Simuarsar del clan vivaio di Arrow, qualcosa del genere. Allora, vediamo che hai draghi negli accampamenti. Suppongo che dovrai fare un attacco in clanware. Allora, se sei a coppe, questa difesa non è male sinceramente per Town Hall livello 7, dato che hai preso le difese più importanti e le hai messo al centro. Dopo hai anche l'Elise nero abbastanza centrato. Il castello, purtroppo, dato che il spazio a disposizione lo spazio a disposizione è veramente poco, il castello può andare benissimo qua. Allora, per quanto riguarda le torrette dello stregone, sì, è in mezzo a due difese importanti, perciò ci sta. Se riesci, non mi ricordo se era il livello massimo, il livello 4 per Town livello 7. Bah, se tu vuoi scalare e arrivare oltre a cristallo, vedo che ci sei già arrivato. Sì, i draghi sono veramente perfetti per scalare per Town livello 7. Decimo villaggio che andremo a recensire è quello di Ste del clan... come cavolo si chiama? Allora, Schleif Empire, Schleifs, vabbè. Allora, vediamo se è un Town Hall 9, difesa molto particolare, mai vista prima d'ora. Il volano qua, ok, l'altro volano qua, molto carino, insomma, come difesa. Mi piace parecchio, anche perché è diviso dai muretti qua, le difese, ed c'è al centro naturalmente una torretta dello stregone, in modo tale che se arrivano i goblin, zac zac, e sono morti tutti. Per quanto riguarda le difese aeree, sono posizionate molto bene, ci sono delle difese che proteggono molto bene. Beh, insomma, difesa promossa veramente eccellente dal mio punto di vista. Focus Empire, giocatore insomma, bellissimo nome. Town Hall aia, è stato penetrato, vedo che anche in scudo non è ancora entrato nel villaggio. Mi sfiati, hanno rubato l'Elisir nero. Dov'è l'Elisir nero? Aia, avevi 25.000, ti hanno preso tutto. Perciò la difesa è buona. Forse sono le tue difese che sono un po' basse. Anzi, se guardiamo il cannone è al massimo. Anche la torretta dello stregone. Forse non è proprio le difese basse, ma forse è la difesa da cambiare. Maghi del Nord, il giocatore Nikita, eccoti qua Nikita. Allora, Town Hall 8, messo mediamente bene, difese quasi maxate. Draghetti penso che li utilizzerei in War, dato che non penso che un Town Hall 8 scali a oro 2. Allora, vediamo come sei messo. Per quanto riguarda i muri, sono relativamente bassi e anche i depositi sono un pochino bassi, perciò
portati sui depositi in modo tale di per portare sulle difese. Town Hall 8, maxatissimo, strapieno di big money di Elisir. Ha maxato praticamente, secondo me stai facendo i muri e dopo passi al Town Hall livello 9. Secondo me potresti passare già anche adesso, naturalmente potresti, dato che ci sei, a sto punto finisci sti muretti livello 8. Ultimo villaggio che andremo a recensire è quello del giocatore Smile 7 del clan Shirokati. Andiamo a vedere un po' i clan. Wow, campione, livello 146, mica male. Vabbè, io sono qua per recensire il tuo villaggio, dato che sei stato uno dei fortunati. Allora, vedo che non hai niente nell'accampamento. Forse hai appena attaccato o sei online? Ah, sei online? Ti sto stalkerando. Ok, allora, vediamo la tua difesa. Molto carina come difesa, mai vista. Guarda, se io fossi in te e naturalmente forse le hai già messe, le Tesla e le bombe giganti insieme qua al centro sono veramente micidiali. E poi naturalmente con gli arco X, tac, devasti tutto. Allora, vediamo un po' il villaggio, messo mediamente bene, difese aeree molto alte, tranne questa che è un pochino più piccinina rispetto alle altre. Allora, le torrette dello stregone sono messe abbastanza bene, ecco, alzate quelle dell'arciere. I cannoni lasciali per ultimi perché quelli neri sono un pochino più bruttissimi, cioè sono un pochino più... non so più parlare, sono un pochino più bruttini rispetto a quelli d'oro. Ecco ragazzi, questo è il video di oggi, come al solito spero che vi sia piaciuto e spero che la mia dislessia vi abbia colpito. Vabbè, a parte gli scherzi ragazzi, come al solito vi ricordo di lasciarmi un like e un commento per sostenere questa serie e noi ci vediamo al prossimo. Cazzo, sono innamorato? O sono drogato? Sono ubriaco? Vabbè, questo è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Pam!